Ragazzi, sono a fine escursione, vi dico solo una cosa, non avrete idea di ciò che vi aspetterà guardando il video. Guardate, questi tagli nella neve sono inizi di potenziali valanghe. Qui purtroppo inizio a far fatica. Adesso bandiera bianca perché oggi proverò a fare qualcosa che sogno da anni, vediamo se riuscirò a portare a termine questa escursione. Siamo sabato 11 aprile, sono il primo ad arrivare qui poco sotto Megalarici e sto andando a percorrere la Erzherzog-Eugenstrasse. Provo a salire a cima a Portule, vediamo, queste 2 settimane di caldo qui hanno sciolto parecchia neve, sicuramente in cima ne troverò ancora, quindi accompagnatemi, vedremo cosa riuscirò a combinare quest'oggi. 3 ore e 20 per la mia strada qui delle scorciatoie, questa è quella che prenderò io. Qui potete vedere il mio itinerario che corre qui sotto il Portule. Lì ci sarà il primo checkpoint, ossia Bocchetta Portule. A 1700 metri la situazione è già questa, infatti ho dovuto già mettere lamponcini e ghette. Appunto, ripeto, non pensavo ci fosse ancora così tanta neve dopo 2 settimane di caldo. Comunque ripeto, oggi proverò a salire sul Portule. Nessuno mi obbliga a salire per forza, ovviamente, e non sono nemmeno sicuro che riuscirò ad arrivare, quindi ogni passo sarà un passo, diciamo, guadagnato. Chissà se più tardi sarò lassù. Ultime curve e sarò arrivato. Guardate che bello quest'ultimo tratto qui, con la neve altissima ancora, passerò lì a destra. Ecco qui, intanto sono a Bocchetta Portule. Come detto prima, tutto il resto sarà guadagnato. Letteralmente mondo neve qui nella spianata di Bocchetta Portule, a parte che si sprofonda un sacco. Guardate, di verde c'è solo il pendio più esposto al sole, ma non fermiamoci qui, proviamo ad andare più avanti. Qui davanti intanto possiamo vedere cima dell'Arsenale, Dosso Delfine, Corno di Campoverde. Proseguiamo. Intanto qui davanti c'è il monte Colombetta di Portule, 2046 metri, su cui passerò molto vicino. C'è neve intanto. Per ora devo dire è meglio del previsto, la neve è talmente compattata che non si sprofonda neanche tanto con i ramponcini. Meraviglia. Qui purtroppo inizio a far fatica. Dura la combinazione neve e caldo, è veramente complessa. Ho dovuto attraversare un bel traverso adesso. Va bene, visto che sprofondo fino al ginocchio, ora tiro fuori le bacchette.
Adesso proverò a salire un altro po', vediamo. Ho ancora dell'energia per ravanare un po' sulla neve alta, perché a momenti si sprofonda fino a sopra il ginocchio e vedremo fin dove riuscirò ad arrivare. Facile che riesca a salire almeno sul rilievo qua dietro, perché in pendio c'è meno neve. Vedremo. 2091 metri. Guardate, questi tagli nella neve sono inizi di potenziali valanghe, di stacchi nevosi, perché avvicinandomi ho visto proprio che la neve è tagliata fino praticamente al livello dell'erba, quindi ci ho camminato ben sopra. Mamma mia, però, mamma mia che panorama. Guardate qui davanti, bellissimo. Non c'è assolutamente anima viva oggi, non l'avrei pensato. Pochi salgono con queste condizioni ancora, perché è relativamente presto. 2188 metri, mancano 120 metri alla cima. Mamma mia, eccolo qui ragazzi, è sbucato fuori qui salendo questo pendio, fantastico. Guardate che panorama lunare, quanta neve ancora, e guardate qui davanti Sua Maestà Portule. Ecco dove ero prima, sotto là. Qui purtroppo ragazzi a 90 metri, neanche a 85 metri dalla vetta, a 2226 metri alzo bandiera bianca, perché errore fatale non aver portato via le ciaspole, e ogni passo è un affondare di 40-50 cm se non di più. Prima sono sprofondato penso in una buca fino alla pancia, e piuttosto di andare a rischiare. Adesso vi mostro quanto mancherebbe ancora, ma soprattutto vi mostro che passaggi mi aspetterebbero. Vedete appunto ai 90 metri sopra, 85 metri sopra lì, ma guardate che seracchi ci sono qui, mamma mia, mostruosi ancora, da accumuli da vento e tutto. Guardate questo, praticamente sotto il seracco c'è il vuoto, nel senso il seracco è esposto e sotto, prima di trovare la roccia, c'è del vuoto, quindi pensate dove dovrei passare. Sarei dovuto al limite risalire, andare più avanti e risalire la vallata, che c'è anche meno neve, ma senza ciaspole è impossibile. Qui in vetta, dicevo, qui in vetta è assolutamente ventata, nel senso ce n'è veramente un sacco anche del trasporto appunto eolico. Ahimè, dopo Tofana di Mezzo, Cima Orena, Col di San Giovanni, Cima Portoli in Ivanale, quarto tentativo a cui rinuncio per precauzione e anche per incapacità tecnica. Ragazzi, lì ho appena incrociato 4 ragazzi appunto che salivano anche loro senza ciaspole. Ho augurato loro buona fortuna, perché mi hanno chiesto se sono riuscito ad arrivare in cima. Ho ammesso di no ovviamente, perché a parte che si vedrebbero le impronte arrivare fino a un certo punto, poi comunque è inutile andare sparare, alzare l'asticella sopra quello che si riesce a fare, succede, dai. Pausa pranzo con vista oggi. Fate in rapida successione grappa sullo sfondo, Montefiore, primo panettone a sinistra, Medete, secondo panettone a destra, la conca dell'altopiano, Monteverena, ancora una volta il Pasubio, mamma mia.
Bene, dopo 8,4 km sole andata e 656 metri di dislivello positivo, spero che questa escursione non riuscita vi sia piaciuta. Vabbè, comunque non riuscita, 8,5 km sulla neve non è poi così da scartare. Vi auguro un buon proseguimento, state con me, seguitemi per le prossime avventure, come sempre alla prossima.